possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione. Donaldo, Domenica delle Palme iniziano i riti della Settimana Santa, un messaggio oggi di pace e di serenità tra le famiglie. Sì, oggi proprio lo dicevo nell'introduzione prima di iniziare il rito che come 2000 anni fa la folla ha acclamato con festa e gioia il Signore, anche noi abbiamo fatto la stessa cosa e stiamo facendo la stessa cosa con gli stessi ramoscelli d'olivo, che è segno di pace, quella pace che abbiamo tanto bisogno, la pace che abbiamo bisogno noi personalmente, quindi nei nostri cuori, e quella pace che abbiamo bisogno attorno a noi, quindi nel mondo intero, per le nostre famiglie. Penso a tutte quelle famiglie, anche della nostra comunità, che vivono disordini da questo punto di vista, litigi, richiami, rancori, e purtroppo ce n'è tanti. Penso anche ai tanti giovani, ai tanti ragazzi che non vivono nella pace, non sono nella pace e cercano soddisfazione e felicità in altro, e ahimè nella nostra comunità ci sono tanti ragazzi giovani che vivono da questo punto di vista, quindi questa pace oggi arrivi... Cosa si può fare per questi giovani, Donaldo? Ecco, lei appunto, è in mezzo ai giovani, lei. Sono in mezzo ai giovani e cerco continuamente di trovare una risposta, una soluzione, di trovare un'azione pastorale concreta per andare incontro a loro e cercare di dargli quella soddisfazione vera, quella felicità vera, quella pace vera, non solo predicandola, ma anche facendo delle azioni pastorali concrete. Purtroppo poi la società e il mondo circostante dà quell'apparenza che lì per lì può essere migliore, ma poi ci si accorge che non lo è. E noi come Chiesa cerchiamo invece di dare la sostanza, l'essenza, e ci proviamo e non mi voglio scoraggiare, disperare nonostante quello anche che si sente, non mi voglio tirare indietro, continuerò, anche se i frutti forse si vedranno più in là, non lo so, però intanto si semina.